Le bellissime spiagge libere che si trovano sparse nella splendida Sicilia potranno essere controllate dalle forze dell'ordine sulle misure anti-Covid e ciò renderà un servizio di qualità anche all'offerta turistica e soprattutto ai bagnanti. È la sintesi di un accordo tra ANCI e Regione Siciliana per i litorali dell'isola. I due assessori del governo Musumeci, Cordaro e Razza, hanno infatti stipulato un protocollo con l'ANCI di Leoluco Orlando. La regione si impegna ad utilizzare un fondo di oltre 2 milioni e mezzo prelevato dal fondo sanitario per essere destinato alle spiagge. Serviranno per finanziare la cartellonistica, l'acquisto di dispositivi di protezione di sicurezza, igienizzanti, dispenser ed attività di sanificazione, dunque molte delle attività che non attengono strettamente ai controlli. Se ai comuni infatti spetta una vigilanza in senso lato, per la quale la Regione ha deciso di finanziare il 50% della spesa, i controlli in senso stretto spettano invece alle forze dell'ordine, ha sottolineato Cordaro. L'accordo arriva dopo un fitto confronto fra Palazzo d'Orleans e l'Associazione Nazionale dei Comuni. L'intesa, dichiara l'assessore alle infrastrutture al territorio Cordaro, arriva dopo una collaborazione con il presidente dell'ANCI Sicilia, Leoluca Orlando. I soldi saranno distribuiti fra i 126 comuni costieri in proporzione alla lunghezza delle coste. Un comune con poche centinaia di metri di spiaggia avrà tanti soldi in proporzione alle sue spiagge. Adesso, continua Cordaro, bisognerà stilare una tabella di distribuzione. Aspettiamo di sapere dall'ANCI, che ha condotto un monitoraggio, quanto dobbiamo dare a ciascuno dei comuni costieri.